Doppio chilometro per 4 anni con Insalki Gentleman. Ritiro dell'ultimo momento di Cruciale Min lascia 7 partecipanti dietro le ali della macchina. 1 Condor Boccino, 2 Carabiniere Pell, 3 Cruciale Min ritirato, 4 Citrosodina Oil, 5 Cartagena Pax, 6 Cazzaniga Light, in seconda fila 7 Caribalilla, 8 Crinto Light. Problemi per Carabiniere Pell e la macchina se ne va con Condor Boccino che tiene la corda e il comando delle operazioni. All'esterno prova Cartagena Pax, che però trova l'opposizione interna da parte di Condor Boccino, quindi lungo i birilli Caribalilla, che è partito bene dalla seconda fila, prova a serrare sotto, galoppa Cartagena Pax e così Condor Boccino rimane al comando. In seconda posizione c'è Caribalilla, poi Citrosodina Oil terzo, gli altri molto più indietro. In quarta posizione Cazzaniga Light a precedere Crinto Light. Il primo quarto se ne va in 31,3 con all'avanguardia Condor Boccino che guida il gruppo ora a ritmo particolarmente blando. Nessuno ovviamente ha intenzione di muovere all'esterno. Condor Boccino ferma, Caribalilla rimane nella sua scia, così come Citrosodina Oil rimane nella scia di Caribalilla. Cazzaniga Light e Crinto Light cercano di riaccostare il gruppo di testa. Si completa il primo giro, che per il leader se ne va in 1:3,9. Si viaggia sul piede dell'1,20 al chilometro, con Condor Boccino in vantaggio, Caribalilla in seconda posizione, Citrosodina Oil in terza, Cazzaniga Light in quarta e Crinto Light in quinta. Ancora una frazione 16,5, 1,24 al primo chilometro. Condor Boccino che continua nella sua marcia di trasferimento all'avanguardia. Caribalilla in seconda posizione, Citrosodina Oil in terza, Cazzaniga Light in quarta. Muove le acque Crinto Light che dalla coda comincia a risalire. D'altronde c'è stato un altro paletto in 16,5. Trova però l'anticipo da parte di Citrosodina Oil, la quale a sua volta viene anticipata da Caribalilla che va a lato di Condor Boccino che sbaglia. E allora uno, Condor Boccino, in vantaggio c'è Caribalilla, arriva la squalifica per Condor Boccino. All'esterno Citrosodina Oil, poi ancora Cazzaniga Light e Crinto Light, la dritta di là passata in 14 spaccato, 2,7 il miglio, con in vantaggio Caribalilla. Citrosodina Oil che prova ad andare al suo attacco, la piegata conclusiva passata da Caribalilla in 14,5. Citrosodina che prova ad andare all'attacco, Caribalilla che ha ancora una da gestire nei confronti di Citrosodina. Caribalilla in vantaggio fino in fondo, Caribalilla si salva da Citrosodina Oil. Al terzo posto è Cazzaniga Light. 29,1 la chiusa, 1,18 ragguaglio cronometrico, è successo un po' di tutto, ma ha vinto Caribalilla. Patrick Romano in sediolo per il training di Francesco Zedda e i colori della scuderia Rafa Pat. La vittoria della figlia di Pitagora B, che rivediamo nelle immagini, controllare l'affondo di Citrosodina Oil e vincere con una lunghezza di vantaggio. Al terzo posto Cazzaniga Light 7,46, l'ordine arrivo molto probabile della quarta